Inizia il nuovo anno di attività agonistica, riprende il campionato di calcio a 5, campionato di Serie C1, prima giornata del girone di ritorno. E anche questa sera benvenuti agli amici di Calcio Padova TV, qui dal Palagozzano, per una sfida da non perdere. Il Padova, quarto in classifica, a soli 4 punti di distacco dalla capolista, affronta la seconda in classifica, ovvero il Cornedo, che di punti ne ha 22 contro i 24 del Vicinalis e i 20 del Padova. Quindi un campionato nel girone di ritorno che si presenta da seguire tutto dall'inizio fino alla fine, perché anche il Padova a questo punto ha grandi possibilità di piazzarsi nelle zone alte della classifica e puntare, se non alla promozione diretta, almeno ai playoff validi per la Serie B. Insomma, cari amici, seguiteci in tutte le nostre telecronache di questo campionato appassionante di calcio a 5. Padova in tenuta completamente bianca, con la stemma bianco-scudata sul petto. Alla vostra sinistra invece, in casacca rossa, il Cornedo, che è partito come outsider in avvio di campionato e poi piano piano ha risalito la classifica e adesso, come vi dicevamo, è addirittura al secondo posto, a 2 punti soltanto dalla capolista Vicinalis. Tutto pronto per dare inizio al girone di ritorno del campionato di C1. I due arbitri partiti, è iniziato Padova-Cornedo, valido per le zone alte della classifica. Padova subito in possesso di palla con capitano Carraro, quindi lo scambio su Crepaldi. Ricordo che nella prima partita di campionato a Cornedo finì 1-1, ma adesso attenzione, subito Rodriguez, in penetrazione, ottimo il suo spunto dal punto di vista tecnico, tunnel sull'avversario, poi è stato fermato proprio nel momento in cui si accingeva a battere a rete, quindi subito emozione sin dai primi secondi di gioco e poi la conclusione da parte di Crepaldi, il rilancio immediato in direzione di Rubega con l'uscita di Ballarin. Partita subito molto tesa, allora Rubega ancora in possesso di palla, di fronte a sé Crepaldi, il pallone è dato all'indietro in direzione di Sbicego, apertura poi sulla fascia di destra per ancora Rubega, quindi Zausa, il pallone all'indietro per Sbicego. Ancora un buon intercetto da parte di Rodriguez, che viene fermato però anche questa volta, ma Carraro recupera, buon pallone ancora per Carraro, palo clamoroso, subito occasionissima per il Padova con grande azione di Carraro, che ha fintato il passaggio al centro per Rodriguez, ha battuto forte sul primo palo ma ha colpito proprio il legno alla sinistra del portiere Rubega del Cornedo. Subito quindi la prima occasione di gioco, la prima grande occasione da gol è per il Padova con questa iniziativa di Carraro. Allora prova a ripartire ancora il Cornedo con Zerbato, pallone poi in direzione di Zausa, quindi ancora Boscaro, molti under presenti nelle file della formazione vicentina. Ancora Zausa, Elia Zausa, che prova ad andarsene, si trascina però il pallone in fallo laterale. Siamo sullo 0-0, ma la prima grande occasione è stata proprio per il Padova. Sbagliato l'appoggio ai Ballarin, sbagliato però anche l'intercetto da parte della squadra in casacca rossa. Può mettere ordine Rodriguez come al solito, rallenta l'azione ad arte, poi smista in direzione di Carraro, che poco fa ha colpito un clamoroso palo. Poi Crepaldi, ancora Rodriguez, Carraro, buono il palleggio del Padova, tenta un tunnel, non riesce per l'intervento di Stefano Zerbato, pallone che termina fuori per la rimessa in gioco che spetta al Padova. Ancora Rodriguez, il tocco all'indietro per Crepaldi, poi lo scambio con Madalosso, Carraro fa girare bene il Padova il pallone, poi ottima l'iniziativa di Rodriguez, viene fermato, si reclama anche un fallo, poi c'è il fallo invece di Crepaldi, gli arbitri non intervengono, lasciano correre, forse anche per pareggiare il fallo subito poco fa da Rodriguez in fase di penetrazione. Ancora Madalosso,
lo scambio ancora con Rodriguez, buono il Padova fin qui che riesce a mettere alle strette la formazione del Cornedo, ancora Rodriguez, è un pallone importante, lo scambio poi con Carraro, poi Crepaldi che spara da lontano, pallone che termina alto, buon Padova in questo avvio di gara, ottima il possesso di palla e anche l'incursione a centro area. Ricordiamo sempre un palo clamoroso colpito da Carraro proprio in avvio di gara, e adesso questo tiro di Crepaldi terminato alto. Prova a ripartire allora il Cornedo con Boscaro all'indietro, poi per Zerbato, ancora Boscaro, l'apertura sulla sinistra, il Cornedo che supera adesso la metà campo, poi è costretto a retrocedere, ancora Zerbato, pallone in mezzo, buono l'intervento da parte di Crepaldi, quindi Cornedo ancora in possesso di palla, buono Carraro, controlla, quindi Madalosso, ottimo, riesce a liberarsi molto bene, applausi per lui, allora può ripartire Crepaldi, l'appoggio ancora su Rodriguez, si fa vedere Madalosso, lo scambio poi ancora Crepaldi, possesso di palla, viene attorniato dagli avversari, l'ultimo tocco però è di Zerbato che mette il pallone in fallo laterale che spetterà alla formazione in casacca bianco scudata. Si tratta di rimessa laterale, infatti è così. Carraro fa girare per Crepaldi, buono l'appoggio, ottima l'azione Crepaldi, e poi Carraro con salvataggio sulla linea di Sbicego, e quindi seconda grande occasione per il Padova, ma soprattutto una splendida azione manovrata, orchestrata da Rodriguez, Crepaldi e poi Carraro, pallone adesso che attraversa tutta l'area di porta, c'è una deviazione da parte di un giocatore del Cornedo. La rimessa aspetterà ancora quindi al Padova, che è partito davvero alla grande in questo inizio di partita. Padova quindi che dimostra di essere in ottima forma. Rodriguez alla battuta, attenzione, passano i secondi, ha rischiato qui Rodriguez, sapete che una volta messo il pallone a terra si hanno solo 5 secondi di tempo per battere la rimessa, l'arbitro stava già contando platealmente, piuttosto vistosamente, poi Rodriguez ha pensato di battere, allora ancora lui in possesso di palla, quindi Madalosso in buona posizione, quindi Carraro, Capitan Carraro, quindi Crepaldi, lo scambio un po' difettoso, poi Carraro, a me lui a toccare per ultimo, dice il secondo arbitro Caneva di Bassano, mentre il primo arbitro, ricordiamo, è Santa Caterina di Schio. Prova a ripartire allora il Cornedo con Zerbato, l'appoggio in direzione di Boscaro, attenzione a Zausa, ancora Cornedo in possesso di palla, pallone all'indietro per Sbicego, quindi Zerbato, ancora attenzione pericolo, è Sbicego che però colpisce male da buon difensore, pallone che termina ampiamente sul fondo. Riparte il Padova che davvero ha iniziato la partita alla grande colpendo un palo e procurandosi poi un'altra grande occasione con salvataggio sulla linea da parte di Sbicego. Ancora Madalosso potrebbe andare al tiro, viene chiuso dal portiere, allora è costretto a ritornare sui propri passi, ancora lo scambio con Rodriguez, buono l'appoggio su Crepaldi, si destreggia bene il Padova, fa girare palla, ancora Carraro, molto bene, applausi che arrivano dalle tribune, poi Madalosso. Padova che insiste nella sua azione d'attacco, Rodriguez, molta attenzione in questa fase con Padova che tenta di chiudere nella propria area di rigore. L'ultimo tocco qui è di Zerbato per il Cornedo, ancora rimessa per il Padova, un Padova che ha avuto un avvio davvero strepitoso colpendo un palo. Abbiamo qui vicino a noi Stefano Volpe di Calcio Padova TV, quindi un Padova che promette molto bene. Adesso c'è un tiro ancora di Crepaldi, poi Carraro, ancora Padova ancora che mette alle strette il Cornedo e poi può ripartire, attenzione adesso al contropiede però, e Ballarin deve distendersi con la gamba a destra e deviare il pallone in calcio d'angolo. Partita bellissima fin qui, ben giocata dalle due squadre, ma soprattutto il Padova sembra di essere partito piuttosto bene, deve stare attento però a queste azioni di contropiede. Attenzione adesso, attenzione pericolo, pallone che attraversa tutta l'area.
e finisce in fallo laterale. Allora dicevamo con Stefano Volpe, un Padova che se la può giocare in questo girone di ritorno, ha soltanto 4 lunghezze dalla prima in classifica e questa sera può addirittura scavalcare il Cornedo che in classifica è secondo clamorosamente. Sì, una partita molto importante. La sosta non è capitata al momento giusto per il Padova perché stava attraversando un ottimo momento di forma. Vediamo se sono rientrati bene dalle vacanze biancoscudati. Il weekend scorso hanno perso in semifinale di Coppa, non era l'obiettivo primario del Padova, però sono chiamati sicuramente a rifarsi adesso in campionato. Sì, beh, diciamo che tanto riposo non ne hanno fatto, anche perché c'è stato proprio questa Final 8 di Coppa Italia che li ha visti impegnati a Ponzano Veneto. Padova si è ben comportato anche lì, arrivando sino alla semifinale. Comunque, capitolo chiuso, non era l'obiettivo principale della formazione biancoscudata, ma si è ben disimpegnata lo stesso. Adesso ancora una buona incursione con Capaldi che viene fermato all'ultimo momento. Attenzione al contropiede del Cornedo, pallone poi, attenzione, ancora Ballarin, deve metterci una pezza sul tiro ravvicinato di Gonzato. Ancora Ballarin salva la propria porta, esce Madalosso, entra Vettore. Padova quindi non cambia nulla, sempre 2 attaccanti e 2 under guizzanti, veloci in attacco. Ancora Cornedo con Gonzato, quindi Zerbato, pallone ancora per Gonzato, intercetta bene Rodriguez, ottimo il tunnel, buona l'occasione, Rodriguez, paratona qui del portiere Carraro, ancora Rodriguez e il pallone fuori. Veramente sfortunato qui il Padova, grande parata del portiere Carraro sull'azione di Rodriguez e poi sull'azione successiva ancora Rodriguez ha sparato al lato da buona posizione, ma è il Padova ad avere le occasioni migliori. Padova che ci sembra molto concentrato in questo avvio di partita, vedete anche adesso recupera un buon pallone Carraro con fallo poi da parte di Alessandro Gonzato, che viene anche richiamato dal primo arbitro, signor Santa Caterina di Schio. Pallone poi per Vettore, all'indietro ancora per Rodriguez, rimangono un po' arretrati Grigio che è entrato nel frattempo a posto di Crepaldi e Carraro. Guadagna un calcio d'angolo Rodriguez, il giocatore allenatore del Padova, lo spagnolo. Attenzione poi al tiro, poi c'è una deviazione di Grigio, ma può ripartire il Cornedo che sbaglia però l'appoggio, poi viene fischiato clamorosamente un fallo a Carraro. A nostro avviso forse non c'era questo fallo, l'arbitro ha visto che Carraro aveva leggermente ostacolato l'avversario, gli ha fischiato punizione contro. Allora può ripartire il Cornedo, si susseguono girandola di sostituzioni, ma adesso attenzione a non scoprirsi perché viene ancora in avanti il pericolosissimo Giuliano Boscaro. Poi c'è un fallo, reclamano anche i tifosi di Cornedo giunti fin qui, addirittura c'è una ammonizione per Vettore che si giustifica dicendo si tratta del primo fallo. È appena entrato Vettore, è stato ammonito per questo intervento piuttosto rude nei confronti di Boscaro. Boscaro mette il pallone a terra, vediamo se proverà addirittura il tiro in porta, posizione piuttosto distante, vicino a lui anche Grigolato. C'è il fischio dell'arbitro, c'è la finta, poi è Grigolato che batte, ancora poi il tocco su Boscaro, Grigolato ancora, attenzione al tiro da parte di Zarantonello. È cambiata praticamente tutta la squadra del Cornedo con i cambi effettuati dal tecnico Donisi. Ancora Cornedo adesso che ha ritrovato un po' di coraggio, viene in avanti, del resto è seconda in classifica, quindi qualcosa dovrà pur far vedere, ma bene il Padova fin qui, buona occasione per Vettore, in contropiede, poi Rodriguez potrebbe tentare il tiro da lontano, non lo fa, allora Vettore, allora Carraro, il tiro deviato, bene bene così Padova, un buon Padova comunque Stefano. Sì, un buon Padova che fa la partita, abbiamo visto 2 azioni di grande classe di Rodriguez che veramente non sente
l'incedere del tempo, ne fa 40 fra 2 mesi Rodriguez, però ancora il punto di riferimento non solo per il carisma, anche per la classe di questo Padova. E lo vedete anche adesso che dà ordine alla manovra, non potendo poi andare in avanti preferisce darle indietro al portiere per schiarire le idee un po' a tutti. E intanto Galimberti che è entrato, poi Grigio, quindi Rodriguez, buon pallone per Vettore, buono per Grigio che forse poteva battere di prima da buona posizione, ci ha pensato su un po' troppo Grigio ed è stato quindi anticipato. Pallone che finisce in fallo laterale, ma la rimessa aspetta ancora il Padova che ci sembra molto concentrato in questo avvio di gara. Siamo a metà del primo tempo, ancora Galimberti, Rodriguez, si fa vedere Grigio, anche Vettore sulla fascia, riceve, tenta lo scambio non riuscito, poi un intervento ancora di Vettore, poi Rodriguez può girare da questa parte con Grigio che potrebbe puntare l'avversario, 1 contro 1, buon pallone per Vettore e poi tenta di restituire la sfera allo stesso Grigio. Non si sono capiti i due, forse Grigio si aspettava un tiro da parte di Vettore. Riparte il Cornedo con Grigolato, ancora poi Grigolato che riceve il pallone di ritorno, l'appoggio poi sull'onnipresente Boscaro, ancora Boscaro, possesso palla, fa girare da parte opposta, si chiude bene il Padova, non dà spazi di manovra alla formazione vicentina, sbaglia poi l'appoggio Boscaro e quindi si riprenderà il gioco con una rimessa a favore dei biancoscudati. Sempre 0-0 il risultato, ma le occasioni più ghiotte le ha avute proprio il Padova. Ricordiamo sempre il palo clamoroso di Carraro e poi attenzione adesso però un tiraccio da parte di Danes. Arrivano anche dei fischi dalla tribuna. Rodriguez adesso prova un pressing alto il Cornedo, Vettore però lo elude, riesce, anzi no, a liberarsi dall'avversario, poi però Grigolato mette in fallo laterale. La rimessa ancora di Rodriguez, dietro di sé c'è Grigio, in avanti invece va a schierarsi Vettore che riceve proprio in questo momento Vettore, poi Galimberti all'indietro ancora per Rodriguez, buon pallone per Grigio che potrebbe anche provare la botta e poi ancora Grigio, buono l'intervento di Grigio che riesce a mettere il pallone a fil di palo, pallone che colpisce l'esterno della rete, sale l'urlo di incitamento da parte dei giocatori, dei tifosi del Padova. Intanto vediamo che ci sono delle proteste dalla panchina del Padova che forse chiedeva il calcio d'angolo sulla deviazione del portiere sul tiro di poco fa di Grigio. Tutto a posto, si può ripartire. Galimberti, Rodriguez, Vettore che è abile a puntare l'avversario, potrebbe provarci adesso, viene chiuso, allora ancora Rodriguez, ancora che questa volta però intercetta bene Zara Antonello, è buono il contropiede, Rodriguez forse doveva dare a Vettore, gol ed è Vettore che mette dentro e porta in vantaggio il Padova sull'ottima azione di Rodriguez, grande entusiasmo sugli spalti, il Padova è in vantaggio e in questo momento il Padova sarebbe secondo in classifica, scavalcherebbe proprio il Cornedo. Grande azione di Rodriguez ancora una volta con il servizio poi per Vettore che da pochi passi ha messo dentro, Padova in vantaggio. Grande ancora qua Rodriguez, non è facile gestire questi 2 contro 1 perché il difensore tende sempre a chiudere su chi non è in possesso palla, allora è stato molto bravo Rodriguez ad allargarsi, a darla in mezzo, ha fatto benissimo. Non era semplice per Vettore perché ha anticipato il portiere proprio a pochi passi dalla porta, per cui ottima azione del Padova e ci voleva il gol anche perché stava sprecando un po' troppe occasioni la formazione biancoscudata. Il primo gol dell'anno è di Mattia Vettore che porta in vantaggio il Padova, ancora lui, ancora Vettore, una furia Vettore, bravissimo quando viene lanciato in velocità, potenza e velocità per questo giovane
calciatore del Padova, che ha portato in vantaggio la formazione bianco-scudata al termine di un lungo periodo di superiorità, comunque bisogna dirlo, da parte del Padova che adesso deve controllare, non deve distrarsi, deve mantenere la concentrazione, perché questo risultato è davvero importantissimo. Attenzione infatti dalla parte opposta, esce Ballerini con i piedi, controlla bene Preatoni, pallone ancora per Crepaldi, Preatoni e Rodriguez che chiama l'ordine i compagni di squadra, poi Crepaldi, Galimberti, buono l'appoggio ancora su Rodriguez che vive di calcio a 5 e lo si vede, perché sia in campo che fuori dimostra sempre grande esperienza. Crepaldi, pallone deviato dal portiere Marco Carraro, ancora quindi Rodriguez, quindi Crepaldi viene contrastato, riesce a mantenere il possesso di palla, dall'indietro per Galimberti, ancora Crepaldi, ancora Galimberti, sfondamento di Galimberti, ma il pallone ancora una volta controllato da Rodriguez e quindi Galimberti, Preatoni fa girare su Crepaldi, attenzione a non perdere palla qui, controlla bene ancora Rodriguez, si fa vedere Crepaldi all'indietro, il pallone su di lui, poi ancora Galimberti, ancora Rodriguez, bravissimo qui la formazione biancoscudata. Galimberti potrebbe provare il tiro che sfiora di un niente il palo basso. Padova ancora una volta vicinissimo al gol, chiamato un time out dalla panchina del Cornedo, perché in effetti il tecnico vicentino ha notato che la sua squadra è davvero in difficoltà quando il Padova preme, e allora ne approfittiamo di questo time out, perché andando a vedere la classifica, caro Stefano, il Padova davvero questa sera, in caso di vittoria, farebbe davvero un grande passo in avanti. Sì, bisogna vedere i risultati delle altre, ma sono tutte lì, sono 7 squadre in 4 punti, questo è uno scontro diretto e se continua a essere così corta la classifica ci saranno quasi un paio di scontri diretti alla settimana, questo sarà il bello, per cui nulla è precluso al Padova, anche un incredibile primo posto. Adesso vediamo cosa farà Miti Vicinalis. Lo ricordavi anche tu in una precedente telecronaca che avrà quasi tutti gli scontri diretti in casa il Padova in questo girone di ritorno, a partire dal Cornedo, poi Miti Vicinalis, Meghel, Sporting Castello, l'unica sarà il Bassano, che forse è la squadra che più ci ha impressionato, che ha sbancato il Palagozzano, è stata l'unica squadra a vincere qua, perché per il resto il Padova ha raccolto solo successi in casa, in campionato e in Coppa, e quindi sarà veramente un girone di ritorno da vivere intensamente. Hai detto bene, il Padova può contare anche nel fatto che giocherà tutti gli scontri diretti qui al Palagozzano, tra le mura amiche, con il proprio pubblico che come sempre si fa sentire. È diventata una specie di fosse leone. Ottimo lo scambio, grande giocata da parte di Crepaldi, di tacco, che ha tentato di servire Rodriguez. C'è una discussione proprio fra il giocatore spagnolo e il portiere del Cornedo, l'ultimo tocco è stato del giocatore del Cornedo e poi prova Galimberti, un tiro di prima intenzione, pallone che esce di un niente. Attenzione ancora Galimberti, poi c'è il tentativo da parte di Danes, è bravissimo ancora una volta Galimberti a chiudere lo specchio di tiro. Calcio d'angolo però per la formazione vicentina. Ancora Danes, buono l'intervento, ancora Rodriguez, Crepaldi, si può ripartire in velocità in contropiede, Crepaldi fa tutto da solo, poi prova il tiro di sinistro, colpisce male, troppo d'esterno, palla che termina sul fondo. Siamo sempre sull'1-0 per il Padova, marcatore al 18° minuto Mattia Vettore, il giovane under, e poi adesso c'è veramente un grande pericolo corso dal Padova, perché da nemmeno un metro dalla linea di porta Danes ha sparato alto, ma Ballerini era lì comunque, ricordiamolo, era lì a chiudere lo specchio di porta, e forse questa è la più ghiotta occasione per il Cornedo, che adesso le deve provare tutte per recuperare la partita e mantenere quindi anche il suo secondo posto in classifica, insidiato a questo punto proprio dal Padova. Riparte il Cornedo con Boscaro, quindi Grigolato,
l'appoggio su Danes, ancora Boscaro, appoggio poi ancora sulla sinistra per Gonzato, Alberto Gonzato che prova con il sinistro, pallone che viene deviato, calcio d'angolo per il Cornedo che adesso stringe nella propria area il Padova. Boscaro l'1-2, attenzione, ancora un pericolo, un grosso pericolo corso dal Padova. 1-2 di Boscaro e Gonzato, poi il tiro di Boscaro che ha veramente fatto la barba al palo. Adesso comincia a farsi vedere un po' di più il Cornedo. Padova che dopo un avvio ha dominato per almeno 20 minuti in questo primo tempo, adesso chiaramente sta subendo un po' la reazione della squadra di Cornedo. Ancora Cornedo in possesso di palla, Grigolato e Boscaro i due registi della squadra, quindi Gonzato, Alberto Gonzato con il numero 10 con il sinistro, e poi ancora un tentativo da parte di Grigolato con pallone che viene ribattuto da Gallimberti. È pronto a rientrare anche Capitan Carraro, protagonista in avvio di gara di un palo clamoroso. Poi ottimo l'intervento di Crepaldi, è tutto solo, e ancora prodezza del portiere Carraro che gli chiude lo specchio, ma davvero un'azione straordinaria di Crepaldi che forse avrebbe fatto bene a tentare di scartare il portiere che era in uscita a valanga, gli ha chiuso lo specchio. Ancora Crepaldi, pallone, vedete questo portiere del Cornedo si è distinto in un paio di occasioni e anche poco fa sul tiro di Crepaldi che si era involato tutto solo, forse lì avrebbe fatto bene a saltare il portiere. Ma è difficile così in velocità, col portiere che ti fa incontro era molto difficile saltare il portiere, per cui poteva solo tirare. Bravo, molto bravo l'estremo difensore. Tanto ci ha provato Gallimberti con palla che è terminata out, allora riparte il Cornedo con il solito Boscaro e quindi Grigolato, poi Gonzato, ancora Preatoni che conquista palla, forse c'è un'ostruzione, l'arbitro lascia correre. Riparte il Cornedo, Grigolato, Gallimberti, ottimo l'intervento, l'ultimo tocco è proprio del Cornedo. Sì, ci meravigliamo che Gonzato abbia lasciato andare il pallone in fallo laterale, perché l'ultimo tocco era stato proprio di Grigolato. Rodriguez, è rientrato Carraro, intanto l'appoggio su Maddalosso, pallone ribattuto, finisce in out, la rimessa aspetta il palo, attenzione che adesso prova il pressing alto il Cornedo, Maddalosso non riesce a mantenere il pallone in campo, va a riposarsi Grigolato, nel frattempo rientra Sbicego. E anche Zerbato, pallone poi messo fuori da Maddalosso, adesso un attimo di difficoltà il Padova, non bisogna distrarsi, bisogna mantenere la concentrazione così come è stato fatto fino adesso. Attenzione all'attacco da parte di Gonzato, la rimessa aspetta al Cornedo, dice il primo arbitro Santa Caterina di Schio. Ancora Sbicego all'indietro per Zerbato, pallone filtrante, buono l'intervento ancora di Rodriguez e quindi Carraro, Maddalosso, si fa vedere Rodriguez, si fa vedere in avanti Carraro, ma il pallone è per Gallimberti, ancora la finta di Rodriguez e quindi Maddalosso. Rodriguez che questa volta sbaglia, è un fatto clamoroso, una notizia questa. Attenzione poi al tiro da parte di Boscaro e adesso con l'intervento di Ballaria adesso bisogna stare attenti, la rimessa aspetta al Padova, ci sono proteste da parte dei tifosi di Cornedo vicini alla nostra postazione, evidentemente non digeriscono il risultato attuale. Adesso è bastato un minimo di una piccola decisione quasi ininfluente dell'arbitro per scatenare l'ira dei tifosi di Cornedo, che ancora insistono nel protestare nei confronti
dell'arbitro. Adesso c'è una rimessa per il Cornedo con Zerbato, il lancio lungo da parte opposta, ma controlla bene Rodriguez. Buono pallone per Madalosso, che ha tentato un numero, non è riuscito però poi a riprendere il pallone, che gli è scivolato via. Siamo sempre sull'1-0 e non dovrebbe mancare molto al termine del primo tempo. 2 minuti mi segnala Filippo Camani dal coordinamento. Vediamo Rodriguez, forse l'arbitro, vedremo se gli arbitri vorranno anche recuperare qualcosina. E comunque Rodriguez rimette in gioco per Carraro, ancora lui Rodriguez. Galimberti, attenzione a non perdere palla qui, prova il pressing il Cornedo. Zerbato tocca male, mette il pallone fuori. Attenzione a Carraro, buono l'appoggio per Galimberti, ottima la sua finta, riesce ad andarsene, mantiene il pallone in campo, no, per poco non è riuscito però a mettere il pallone al centro. Ancora Boscaro, attenzione, Madalosso lo contrasta, ancora Boscaro, guizzante, pallone indietro per Zerbato, ancora Boscaro, e poi a non farli tirare, no, abbiamo lasciato troppo spazio in questo caso, abbiamo permesso al giocatore del Cornedo di andare al tiro. Fortunatamente non preoccupante il tiro di Cabianca. Poi Rodriguez, Madalosso, buona l'azione con lancio in direzione di Rodriguez, è costretto ad uscire il portiere Carraro, ad anticipare il giocatore spagnolo del Padova. La rimessa aspetta il Padova, si arrabbia Boscaro e poi Rodriguez, forse anche sportivamente, restituisce il pallone agli avversari, conscio di essere stato l'ultimo a toccare la sfera poco fa. Allora c'è il rinvio del portiere, controlla male Danes, sempre 1-0 per il Padova. Ci avviciniamo allo scoccare della prima mezz'ora di gioco. Grigio rientrato in campo, lo scambio con Carraro, prova un giochino, poi c'è un fallo di Grigio, chiedono il cartellino quelli del Cornedo. Santa Caterina lascia correre, si limita solo a fischiare l'interruttore del gioco, poi pallone ancora per Cabianca, l'appoggio dalla parte opposta, sempre Boscaro, onnipresente, sempre lui guizzante e molto pericoloso anche questo giocatore. Attenzione a Cabianca che controlla malissimo, voleva forse provare il tiro in porta e poi arriva il fischio finale del primo tempo che si conclude con il risultato di 1-0 per il Padova, gol di Mattia Vettore al 18° minuto. Padova che per il momento quindi è in vantaggio, ma non andate via perché ci aspettiamo un secondo tempo davvero scintillante e quindi fra pochissimo ancora qui con noi su Calcio Padova TV. Secondo tempo di Padova Cornedo. Al termine della prima mezz'ora di gioco il Padova è in vantaggio per 1-0. Una partitissima questa, la prima dell'anno, la prima del girone di ritorno del campionato di C1, che vede di fronte il Cornedo secondo in classifica a quota 22 punti e il Padova quarto in classifica a quota 20. Ma il Padova a questo punto sta vincendo e quindi andrebbe a scavalcare proprio la formazione vicentina se mantenesse questo risultato favorevole. Attenzione, intanto si ricomincia subito con il Cornedo in pressing alto nel tentativo di recuperare il match. Padova che invece deve controllare e rimanere concentrato, così come ha fatto nel corso del primo tempo. Carraro, pallone messo in fallo laterale, ci sarà la rimessa quindi a favore dei biancoscudati con Rodriguez Madalosso che gira dalla parte opposta dove c'è Veronese. Poi il controllo di Carraro con tocco da parte di un giocatore del Cornedo. Padova che adesso deve controllare soprattutto la reazione che ci sarà sicuramente da parte
del Cornedo. Buono questo passaggio filtrante di Rodriguez, sempre molto arguto nelle sue scelte. Attenzione intanto a Boscaro, che è stato tra i migliori nel primo tempo per la sua squadra. C'è la parata di Ballarin, ma il primo arbitro Santa Caterina Eschio si accorge che il pallone poi gli è rimbalzato oltre la linea di fondo. Ci sarà quindi un calcio d'angolo. Ancora Boscaro all'indietro per Grigolato. Quindi Zarantonello, pallone al centro, poi buono ancora l'intervento di Rodriguez con l'ultimo tocco da parte di Zarantonello, che poi protesta con l'arbitro, ma in effetti la deviazione c'è stata e quindi rimessa ancora per il Padova con Rodriguez che se la prende comoda. Madalosso, quindi Veronese, buono l'appoggio su Madalosso, che però questa volta perde palla. Attenzione a Boscaro, guizzante come sempre, e poi un tentativo da parte di Danes con ribattuta di Veronese, molto attento in queste prime fasi del secondo tempo. Attenzione poi al tiro in diagonale da parte di Grigolato, che poi protesta chiedendo una deviazione che non c'è stata. Ancora poi Zarantonello che non riesce a mantenere il pallone in campo. Il Padova che ci sembra molto accorto in queste prime fasi del secondo tempo, sa di essere in vantaggio, sa di poter controllare la partita e non deve assolutamente scoprirsi, non deve dare modo agli avversari di approfittare di eventuali svarioni. Attenzione intanto a Rodriguez che imposta ancora su Veronese, buono il suo approccio alla partita. Quindi Rodriguez all'indietro ancora per Carraro. Madalosso attaccato da Boscaro, poi scivola Madalosso ma mantiene il possesso di palla. Buono lo scambio con Rodriguez che tenta un filtrante, poi Carraro, ancora Veronese, c'è Madalosso che si fa vedere. Quindi Carraro fa girare bene il Padova, adesso fa girare bene il pallone, poi Madalosso assai mobile, ancora lui. Veronese, attenzione perché adesso viene in avanti il Cornedo a pressare, si libera bene comunque Rodriguez, poi sbaglia l'appoggio su Veronese che chiedeva invece pallone lungo. Grigolato, Veronese e Madalosso impegnati a chiudere in fase avanzata, poi ancora un pallone per Danes, quindi Grigolato, il solito Boscaro. Danes prova di infilarsi, ancora pallone all'indietro, poi c'è un fallo ravvisato dal secondo arbitro Caneva di Bassano, tempestivo il suo intervento, pallone quindi a favore del Padova con Rodriguez che vogliamo ricordarlo è stato anche nominato proprio in questi giorni responsabile della selezione regionale veneta per la categoria allievi, quindi parteciperà poi ai campionati nazionali con la rappresentativa veneta allievi. Quindi, come dicevamo, un Rodriguez che vive di calcio a 5 in tutti i sensi, giocando nella prima squadra del Padova, essendo responsabile del settore giovanile e poi anche adesso incaricato dalla federazione veneta. Attenzione perché è proprio Rodriguez che viene in avanti, sbaglia l'appoggio, incaricato proprio dal comitato veneto a dirigere la rappresentativa regionale della categoria allievi. Ma seguiamo ancora la partita, rimaniamo sul pezzo perché non ci si può distrarre, bisogna mantenere questo vantaggio e casomai anche trovare l'occasione per arrotondare, perché mettere al sicuro questo risultato sarebbe davvero una grande cosa. Poi Madalosso, protestano dalla tribuna su questo intervento su Madalosso. Al Padova aspetta la rimessa laterale, esce Veronese, rientra intanto Galimberti. Rodriguez costretto a dare indietro a Ballarin che adesso proverà il lancio lungo su Galimberti, però Boscaro come sempre, attenzione, si era creato un buco proprio a centro area e ne stava per approfittare Boscaro, che è sempre velocissimo e pericoloso nelle sue incursioni. Grigolato incaricato alla rimessa,
entrato in possesso di palla e poteva involarsi. Allora, dicevamo con Stefano Volpe che l'importante adesso è non distrarsi, mantenere questo risultato e casomai arrotondare. Quante partite abbiamo visto in un Padova che soffre fino alla fine, che rischia di farsi recuperare, che deve riacciuffare poi il risultato all'ultimo minuto. Si è sempre sofferto tanto qua, non mi ricordo di partite tranquille, e questa sembra ricalcare proprio la falsariga delle altre sfide. C'è tensione, però mi pare si stia difendendo con ordine la formazione di Rodriguez. Sì, ormai siamo abituati a soffrire, ma attenzione perché questo Boscaro è davvero un'ira di Dio, giocatore inesauribile, un giocatore guizzante, veloce, buono tecnicamente, che sa creare dei varchi nella difesa del Padova. Attenzione al malinteso, e poi c'è un intervento di Rodriguez con ha chiamato il fallo di mano di Madalosso, forse ha chiamato il fatto che Maddalosso abbia chiamato dicendo mia o lascia, cosa che non può fare un giocatore di movimento, solo il portiere lo può fare. Si è visto proprio l'arbitro ha fatto il labiale, il gesto con le mani dicendo l'hai chiamato, hai parlato. Non si può fare, è una regola che vale anche nel calcio a 11, adesso calcio di punizione per il Cornedo. Nel calcio a 11 vale quel che vale, no? No, sì, però in teoria non si può, un giocatore in movimento non può chiamarla. E lo stesso Rodriguez si fa perdonare ribattendo questo tiro di Grigolato, e poi Galimberti che mette ansia alla difesa del Cornedo, ma ancora il Cornedo, attenzione, poi il tiro deviato da Carraro. Bisogna chiudere, bisogna soffrire, ragazzi, questo è un risultato troppo importante per dare un senso al proprio campionato. E poi un tiro da lontano, ma quanta paura il tiro di Grigolato e la parata a terra di Ballarin. Adesso davvero il Cornedo fa paura, se fa così no però, perché Grigolato ha calciato altissimo, ma poco fa ci ha veramente fatto prendere un grande spauracchio. Attenzione a Galimberti, ancora Rodriguez, quindi Vettore, l'autore del gol partita fino a questo momento, perde palla, ma ancora Ballarin, il nostro portierone ci pensa a salvare tutto, riparte in contropiede Vettore che aveva visto dalla parte opposta Galimberti tutto solo, non è riuscito a servirlo per l'intervento da parte di Cabianca. Sempre 1-0, c'è da soffrire. Rodriguez, ancora Rodriguez, pallone all'indietro per Ballarin che calcia a lungo, Vettore controlla non bene e infatti perde palla. Grigolato, poi Cabianca all'indietro ancora per, attenzione a questo tiro di Gonzato, pallone deviato, palla che termina in fallo laterale. È uscito Boscaro, e anche questa è una notizia, è uscito Boscaro per la prima volta nel match. E allora pallone ancora per Cabianca, lo scambio, riconquista palla Carraro si attarda, infatti perde palla, attenzione Grigolato e poi fallo di Carraro. Adesso chiedono il cartellino giallo i tifosi del Cornedo. Chiedo al nostro coordinamento Camani se Carraro è già ammonito, mi sembra di no, vero? Mi sembra di no. Vettore è stato ammonito, è vero, Vettore. Attenzione intanto a questo calcio di punizione. Grigolato sul pallone, mischia in area del Padova, Ballarin che esce dalla porta, attenzione la respinta, ancora Grigolato, attenzione, poi buono l'appoggio di Carraro a cercare Vettore che spinge, Vettore poi frana sul portiere Marco Carraro, ma ancora il Cornedo che viene in avanti con Cabianca, da questi a Gonzato, Alberto Gonzato, quindi Zerbato e poi Ballarin. Carraro, non si può perdere palla qui, attenzione, poi ancora Zerbato riconquista la sfera per il Cornedo che adesso è davvero in forcing, quindi Alberto Gonzato, appoggio su Grigolato, buono, e dà applausi l'intervento di Carraro che fa respirare la difesa del Padova, ma non possiamo condurre un secondo tempo così perché sarebbe veramente
da pazzi. Buono, Galimberti! Gol per il Padova, e qui potrebbe essere davvero la svolta del match, perché sulla pressione fin qui del Cornedo, che non aveva fruttato nulla, Padova è riuscito a trovare il grande contropiede. Ancora Galimberti, ancora lui, ancora Galimberti, questa volta viene recuperato da Zerbato. Galimberti, Rodriguez, Vettore, buono, fa girare il pallone per Crepaldi, prova il tiro di sinistro, la parata agile del portiere Carraro. Vettore, bravo Vettore, grande Vettore, e poi qui c'è un intervento davvero duro da parte di Zerbato. Poi Crepaldi, ancora Vettore, questa volta però pallone troppo lungo. Reclamano adesso i tifosi del Padova per quell'intervento di poco fa su Vettore, che forse meritava il cartellino, un intervento piuttosto rude e pericoloso. Intanto esce Ballarin a mettere tutti d'accordo, poi c'è un bisticcio fra Galimberti e Sbicego. Ancora Galimberti, buono su Vettore, Vettore si gira bene, Vettore, Galimberti, la miseria, proprio adesso sembrava fatta per Galimberti, a tu per tu con il portiere. Questa volta è stato bravo il portiere Carraro del Cornedo. Attenzione, poi un tentativo dalla lunga distanza da parte di Cabianca, pallone ribattuto, ma il Padova, vediamo comunque che il Padova sa chiudersi abbastanza bene, tanto da non correre eccessivi rischi, no? No, adesso il Cornedo sta lasciando anche più spazi, per cui il Padova può arrotondare il punteggio, deve colpire in questo momento. Senza correre eccessivi rischi, così come ha fatto fino adesso. Sì, alla fine Ballarin è stato attento, il Padova sta disputando una delle migliori partite fino a questo momento. Sì, dal punto di vista tattico direi che è ineccepibile la prestazione dei biancoscudati. Vettore ruba palla, ma commettendo fallo secondo il primo arbitro Santa Caterina, e allora si riprenderà con un calcio di punizione. Ma l'importante è che siamo sul 2-0 per il Padova. Autori al 18° del primo tempo Vettore, al 12° della ripresa Galimberti, e con questa doppietta il Padova veramente compierebbe un grandissimo balzo in avanti in classifica, scavalcando proprio il Cornedo, che in classifica è secondo. Sbicego, quindi Cabianca all'indietro per Zerbato, ancora Cabianca, Sbicego, Zerbato, Sbicego, attenzione a Cabianca, no, si riapre la partita, e qui hanno un po' dormito, l'avevamo appena detto, non distrarsi, invece qui hanno un po' dormito in difesa i giocatori del Padova. Gol di Cabianca che riapre il match, e del resto dicevamo siamo abituati a soffrire, e poi qui c'è un intervento piuttosto duro da parte di Sbicego, ne ricava solo un fallo laterale Vettore. Vediamo che Rodriguez va a dire qualcosa al primo arbitro, lamentandosi degli interventi piuttosto duri dei difensori del Cornedo. Attenzione intanto Cabianca, attenzione perché è rientrato anche Boscaro in possesso di palla, è entrato per il Padova anche Rubinato, uno dei nuovi acquisti, è proprio lui che intercetta questa azione del Cornedo. Adesso siamo sul 2-1, non si può mai stare un attimo tranquilli. Padova aveva appena raggiunto il 2-0, che subito ha subito il gol. Qui c'è stato l'ultimo tocco proprio di Cabianca. Adesso fasi confuse del match per una partita che si è completamente riaperta quando Padova aveva dato forse la mazzata decisiva al Cornedo. Il Cornedo ha trovato subito il gol del 2-1 che gli permette di sperare ancora di riaprire il match, e quindi non è mai detta l'ultima parola.
Sbicego, Zerbato, Boscaro, Cabianca l'autore del gol. Zerbato, Sbicego, poi ancora Cabianca, fa girare Boscaro, un lancio lungo ma Ballarin controlla. Non distraiamoci ragazzi. Crepaldi rientra in campo per dare un po' della sua esperienza ai compagni. Rodriguez, buono l'appoggio su Vettore che controlla male questa volta, e allora riprende ancora una volta animo il Cornedo. 2-1 il risultato, da rimanere incollati al vostro PC, al vostro smartphone per seguire questo match. Vettore intercetta, poi Zerbato, pallone filtrante controllato da Rodriguez. Padova che a questo punto bada a chiudersi, non vuole più correre rischi, però il Cornedo si fa pericoloso come adesso. Rodriguez salta bene un avversario, poi viene in avanti anche Rubinato. Rodriguez perde palla, rimessa per il Cornedo. Cabianca qui sulla sinistra, ancora pallone per Zerbato, si fa vedere Sbicego, poi Cabianca. Tocco sbagliato questa volta su Sbicego, allora Rodriguez chiede di potersi allacciare una scarpa, e forse anche questo fa parte del gioco perché fa respirare un po' la sua squadra. Ballarin, Vettore contrastato, poi scivola Vettore. Zerbato indietro, controlla male, può ripartire Vettore, pallone che termina fuori, la rimessa però è del Cornedo. Fra le proteste della tifoseria biancoscudata pervenuta qui al Palagozzano, tifoseria biancoscudata che segue con grande patema d'animo quella vicissitudine di questo match. Ballarin, e poi pallone di Sbicego che finisce fuori, ma Ballarin veramente ancora una volta grande protagonista con una paratona che salva ancora il risultato. Crepaldi controlla, poi viene attaccato da Boscaro, attenzione, poi Boscaro, Rubinato, e intanto rimane a terra Crepaldi sull'intervento di poco fa. Vediamo che il tecnico Donisi del Cornedo è andato a richiamare Boscaro perché nell'azione di poco fa ha concluso un po' troppo frettolosamente. Ma intanto siamo sul 2-1, corrono i minuti, ci avviciniamo alla parte finale del match. Padova che deve tenere duro, esce Crepaldi per la botta subita poco fa, entra al suo posto Galimberti che sta per il momento con il suo gol portando alla vittoria il Padova, e speriamo che quello sia il gol vincente. Rubinato all'indietro per Rodriguez, palleggia in zona alta il Padova. Galimberti, poi l'intercetto di Zerbato, pallone all'indietro Madalosso, attenzione, poi è costretto a sparare via. Attenzione perché non si può assolutamente subire gol adesso, siamo nella fase finale del match e quindi è importante mantenere questo risultato. Attenzione ancora Cornedo che viene in avanti, Zerbato, Ballarin si butta sulla sinistra e devia il pallone in corner, vediamo se sarà calcio d'angolo o rimessa laterale. È Zerbato sulla sfera, vediamo che l'arbitro indica la rimessa laterale di Zerbato, pallone messo al centro, Madalosso può partire in contropiede, Madalosso fermato poi da Grigolato. Attenzione a Boscaro, attenzione, gol! Il pareggio del Cornedo che non ci voleva,
sembra Grigolato, autore del 2-2 su quella che poteva essere un'azione di contropiede per il Padova. Ne è scaturito invece un capovolgimento di fronte immediato con il gol del pareggio per il Cornedo. Il 7. Madalosso, Rodriguez, vediamo cosa saprà inventarsi adesso il Padova per recuperare quella che sembrava una vittoria ormai acquisita una volta sul 2-0, e invece siamo sul 2-2. Cornedo quindi che mantiene la sua seconda posizione in classifica, Padova che non riesce a scavalcarlo. Speriamo che nei minuti finali si riesca con un colpo a sorpresa. Madalosso, Carraro che rientra in campo, poi Rodriguez, Galimberti, Madalosso, c'è un fallo di Zerbato su Galimberti, sempre lui che batte, il pallone ancora per Rodriguez, poi Carraro, l'intervento di Danes. Siamo un po' delusi perché sul 2-0 già assaporavamo il gusto della vittoria, di un match che avrebbe davvero lanciato in zone altissime il Padova in classifica. Attenzione adesso al rilancio sbagliato del portiere Carraro, l'altro Carraro, il capitano del Padova, che rimette in gioco, poi Ballarin, un pallone un po' buttato via questo. Zerbato, Boscaro, ancora Boscaro, attenzione, Ballarin controlla, pallone poi per Madalosso, Rodriguez, quindi Carraro, ancora Rodriguez, Carraro viene pressato alto da Danes, ancora Carraro, e poi l'ultimo tocco è di Carraro, dice l'arbitro, reclama. Padova che adesso sembra anche un po' a corto sul piano fisico. Zerbato, quindi Grigolato, attenzione a questo Boscaro che è veramente un giocatore micidiale, è un giocatore che con i suoi guizzi sa creare scompiglio nella difesa avversaria. Galimberti, Padova che adesso fa davvero fatica a superare la metà campo, vedete anche in questo caso, attenzione a Danes, pallone poi per Grigolato ed è il gol del 3-2, realizzato da Danes, che ha messo dentro da pochi passi. Danes con il numero 7 proprio lì davanti alla porta sul tiro di Grigolato, e adesso il Padova sta perdendo. Incredibile davvero, time out chiesto da Rodriguez perché c'è da rimettere in sesto la situazione da 2-0 a 2-3, davvero non ci voleva, anche perché a nostro avviso, insomma, tutto sommato, onestamente, questo Cornedo fin qui aveva sì impensierito il Padova, ma non aveva poi dimostrato tutta questa superiorità. Il Padova che aveva ben controllato il match, una volta però andato sul 2-0, caro Stefano Volpe, è successo il patatrac. È sparito il Padova, ha avuto due occasioni per il 3-0 che avrebbe chiuso la gara, poi il 2-1 e poi il 2-2 è stata una mazzata terribile, ma aveva indietreggiato troppo il Padova, non riusciva più a uscire, non era più aggressivo, e il Cornedo secondo me ha anche capito in campo il momento di difficoltà del Padova, è stato molto bravo a colpire, cinico il Cornedo, il Padova che adesso giocherà con il portiere di movimento e quindi vedremo questa mossa disperata. E il portiere di momento è Crepaldi con la casacca viola, quindi Padova che proverà in questi ultimi
minuti di gioco, il tutto per ottenere forse un pareggio. Vediamo Padova in 5, tutti all'attacco. Attenzione, perché adesso si rischia a perdere palla, in quanto la porta è sguarnita, perché Crepaldi fa il portiere volante, palo, è il secondo palo, e poi no, palo ancora, no, incredibile, 3 pali in questo match, di cui 2 li abbiamo appena visti su 2 tiri consecutivi, il primo di Veronese, il secondo di Carraro. Pali clamorosi, Crepaldi, fallaccio del numero 6 Zara Antonello. Questo è un fallo da espulsione, perché era una grande contropiede del Padova, e con questo fallo Zara Antonello ha impedito al Padova di andare in contropiede. Sì, però c'è da considerare il fatto che il Padova stava andando in contropiede, avrebbe avuto davvero la possibilità di pareggiare. Sì, non era ultimo uomo per quello. Comunque ancora Rodriguez viene davanti, riesce a mantenere, poi il pallone messo in fallo laterale, adesso il Padova deve dare tutto per tutto, ma clamorosi 2 pali di poco fa, davvero sfortunato il Padova. Ancora Madalosso non trova spazio, poi butta via la sfera Zerbato per il Cornedo, però a mio avviso è una vittoria ingiusta, lasciatemelo dire, non per essere di parte, ma del resto il calcio a 5 è così, riserva sorprese sempre fino all'ultimo. Poi Carraro, il Padova che è un po' calato in effetti, come dicevi te, però adesso le prova tutte. Madalosso, poi un lancio lungo, pallone che non terminerà in porta perché è spedito ampiamente sul fondo. Riparte allora Crepaldi, che è un po' zoppicante per il fallo subito poco fa. Poi Carraro, Veronese, c'è Rodriguez dall'altra parte, Padova deve trovarlo il gol almeno del pareggio. Poi Carraro, Veronese, pallone in mezzo, e poi attenzione al contropiede di Boscaro, pallone che termina fuori. I tifosi del Cornedo chiedono che l'arbitro termini l'incontro, ma il Padova le prova tutte adesso, sempre con il portiere di movimento. Rodriguez e Veronese, e poi pallone messo in mezzo, attenzione, eccolo qua, no, pallone che termina fuori. Bisogna ripartire dalle mani di Crepaldi, che è costretto quindi a rientrare. Pallone per Rodriguez, 1 minuto dice l'arbitro, ci è sembrato che l'arbitro abbia indicato 1 minuto alla fine. Crepaldi no, butta via un pallone, Crepaldi butta via questo pallone malamente, e poi lancio lungo a cercare Boscaro, ma recupera Madalosso, quindi Carraro dopo il tocco di Rodriguez, e poi il fischio finale. Peccato davvero, cari amici di Calcio Padova TV, finisce con la vittoria del Cornedo per 3-2, ma ci sarebbe molto da ridire sull'esito di questo match. Un Padova che ha dominato per quasi tutto il primo tempo, poi nella ripresa ha pensato di controllare, è andato poi in contropiede sul 2-0, ma poi il crollo, soprattutto fisico, da parte dei giocatori biancoscudati, e qui si perde davvero la grande opportunità di compiere un grande balzo in avanti in classifica. 3-2 per il Cornedo. Ultime parole dopo un match che sofferto e che purtroppo ci vede soccombere. Sì, però prima o poi doveva accadere. Quante volte il Padova ha rischiato dopo aver giocato molto bene il primo tempo, prima o poi capitava che non riuscivi più a recuperare, e stavolta mi sembrava una beffa il pareggio, è arrivata anche la sconfitta, però deve fare mea culpa il Padova, perché visto nel finale si è risvegliato, ha avuto quell'occasione, ha giocato anche bene col portiere di movimento, però non deve accadere una cosa del genere. Aveva l'opportunità di chiudere la partita sul 3-0, deve servire di lezione questo risultato al Padova. Nulla è precluso, certo una vittoria avrebbe fatto sognare anche il primo posto. Adesso il Padova deve stare coi piedi per terra, deve pensare di far punti in trasferta, e la prossima è una trasferta difficilissima a Bassano. Comunque nulla è precluso, il Padova deve rimettersi in sesto e può ancora puntare ai playoff. E adesso sono i giocatori del Cornedo che gioiscono qui sotto la
tribuna centrale del Palagozzano sotto i tifosi, i propri tifosi. Il Cornedo vince 3-2, il Padova purtroppo abbassa la testa e forse a questo punto deve dire addio a ogni ambizione di gloria nella fase finale del campionato. Applausi comunque per i biancoscudati che per un tempo e mezzo ci hanno fatto sognare il grande salto in avanti in classifica. E con questo noi vi salutiamo dal Palagozzano Calcio Padova TV, ribadendo ancora una volta il risultato: Padova Calcio 5 2, Futsal Cornedo 3.